Ciao ragazzi, oggi sono venuto a Porto di Brenzone, Alto Garda Veronese, per parlarvi del sisam, l'antico mangiare dei barcaioli. È sicuramente un piatto della memoria perché le sue radici si perdono nella notte dei tempi. E sappiate che per secoli il sisam è stato il companatico di chi viveva sul lago e viveva di lago, trasportando merci, derrate e bestiame da una sponda all'altra. Però dovete anche pensare che quello era soprattutto il periodo, almeno circa fino a un secolo fa, in cui ancora le barche non disponevano del motore e quindi la navigazione avveniva soltanto sfruttando la forza del vento. E quindi per i barcaioli era necessario organizzarsi la vita a bordo, anche per quanto riguardava il cibo, ma tra poco ci arriviamo. Sappiate però anche che ormai questa preparazione, molto semplice ma anche molto impegnativa, ormai sul lago di Garda non la fa praticamente più nessuno tranne i Brighenti, questa famiglia storica che ha la taverna del capitano da veramente tantissimo tempo. Loro continuano a proporlo tutti i giorni e tutto l'anno, perché il sisam alla fine fa parte anche della storia di questa famiglia. Diciamo che è un piatto tra virgolette di mio nonno, perché mio nonno lo chiamavano Cina, perché praticamente lui nella prima guerra mondiale è andato in Cina con sommergibile, poi è arrivato a casa pieno di tatuaggi e allora l'ha chiamato Cina. Lui è uno degli ultimi, lui e il Zanata, che era un suo cugino, e il Rosario, che sono degli ultimi di porto che facevano i trasporti con le barche, e allora si portavano in barca il sisam solo per una cosa di conservazione. Si lo portavano in barca perché quando avevano fame dovevano mangiare qualcosa, cosa potevano, frighi non ce n'erano, roba del genere non c'era, allora li portavano questo piatto particolare, ecco, che si chiama sisam. Perché magari partivano da qui e andavano dall'altra parte del lago. Sì, perfettamente, partivano magari da Porto, diciamo un paese quasi di fronte che è Gargnano, con la sua barca caricavano dai 1000 ai 1500 quintali conforme le barche che erano, arrivavano di là e scaricavano. Il problema è che quando scaricavano loro, magari faceva piatta, loro non avevano i motori e in qualche maniera dovevano muoversi. Come si muovevano? Stando fermi, perché se non c'era aria stavano fermi. Allora dovevano mangiare qualcosa. Adesso ci sono il menù degli operai, tutti vanno sono tutti pieni di soldi. Loro no, mangiavano quello che avevano in barca e mangiavano il sisam, solo per il sistema proprio che era di conservazione. Allora le barche grandi avevano la stufa a legna e se lo scaldavano, le barche piccole invece se lo mangiavano a freddo. E voi come lo servite? Tiepido, perché c'è la guerra tra io e mia moglie, lei gli piace freddo e a me piace caldo. C'è qualche altro ricordo del nonno che le raccontava, che so, la difficoltà, la tempesta? Ecco, il problema è che tante volte è proprio quello, quando c'era tanto brutto tempo si trovavano in mezzo, tante volte arrivavano a casa a filo perché spaccavano anche tutto e stavano delle giornate ferme o anche delle settimane a riparare la barca. Quello me l'ha raccontato di più di una volta, ma io ero piccolo, ero un bambino piccolo, mi ricordo mi prendeva sulle gambe e mi raccontava queste storie. Per me sembravano storie ma erano fatto di verità. Lino, perché continuate a proporre questa tradizione? Perché è la nostra tradizione, per noi ci crediamo a queste cose, le nostre cose vecchie di una volta, lasciarle perdere per me è la cosa più brutta che potremmo fare. Eppure siete tra i pochissimi che ancora le fanno. Lo so che siamo pochi anche perché siamo pochi proprio diciamo di soca, come diceva una volta, del paese, e in più è un piatto molto laborioso, bisogna trovarsi le cose, silettarli, pulirli, è una cosa che devo ringraziare mia moglie e mio figlio, che sono i due che sono ancora bravi di farlo. Ma che cos'è esattamente il sisam? Come nasce questa ricetta? Perché finora abbiamo parlato di conservazione, di barcaioli, di vita sull'acqua, ma materialmente come si fa il sisam? Adesso ce lo spiega Alessandro, uno dei figli di Lino. E sappiate solo che prima di entrare nel merito, questa è una preparazione sincera, dai gusti intensi, decisi, lacustri, quindi non dovete aspettarvi dei sapori delicati come di solito si può pensare sapendo che c'è sul lago di Garda. Niente di tutto questo. Sappiate inoltre che per fare il sisam oggi come allora si devono seguire delle regole e delle metodiche ben precisi e guai a sbagliare. Che pesci si usano per il sisam? Si usano le sardine
che sarebbero agone o alosa, che dir si voglia, e le agole. E il procedimento qual è? Allora, tutto parte dall'esigenza di dover conservare il pesce. Allora, una volta o lo si marinava o lo si metteva sotto sale oppure lo si essiccava. Il sisam viene fatto col pesce essiccato. Torniamo indietro di un po' di decenni, questa era una scena che si vedeva ovunque sul lago, su ogni porto, ovunque. Adesso ormai siamo rimasti solo noi, però continuiamo a portarla avanti. Quanto tempo devono rimanere qui stese sulle stuoie? Generalmente stiamo sui 2 giorni, però quelle che stanno pescando in questo periodo sono un po' più grasse del solito e quindi staranno qua 3 giorni. La sardina viene tolta la testa, l'interiora, vengono recuperate le uova perché questo è il periodo di frega, quindi ci sono, e ci si ritrova con questo filetto. Questo viene messo così a pancia in su, viene messo sopra del sale e stanno qua circa 4 ore. Anche qua il tempo è relativo, è quando sono pronte per il passaggio successivo, che adesso andiamo a vedere. Viene presa, gli viene tolta la pelle e vengono fuori 2 filetti. Il filetto viene rimesso di nuovo sulle arelle a seccare, però questa volta girato all'incontrario, in modo tale che possa prendere il sole anche dall'altra parte. Ah, quindi un'essiccazione completa. Esattamente. Sono importanti L'aria e il sole sono la cosa più importante per seccarla. Certo. Ed è importante la stuoia perché permette il passaggio d'aria, no? Certo. Essendo sollevata da terra, qua, l'aria, l'ora o il peler riesce a passare da tutte le parti e in questo modo si secca meglio. Se ci fosse una giornata ventosa ma nuvolosa, diciamo che è meglio che avere una giornata senza aria però col sole. Ah, diciamo che il vero segreto della buona essiccazione è l'aria. Sì, aiuta tanto. Poi ovviamente adesso siamo in estate, quindi caldo, c'è sempre caldo, non è che andiamo a rischiare che ci sia freddo. Le giornate sono lunghe, quindi possono star fuori anche di più. Vediamo queste qui, che sono anche tra l'altro le ultime che erano state messe qua e sono già pronte. Come dicevo, sono abbastanza grasse, infatti lo vediamo ancora, e dovranno star qua sicuramente una giornata in più rispetto a quello che è il solito. Una volta finita l'essiccazione prendiamo le sardine, le mettiamo in un sacco noi riutilizziamo, come si faceva una volta, proprio quello delle cipolle, e lo appendiamo in cantina in un posto secco, che non sia umido, in modo tale che si possa conservare a lungo. Per quanto riguarda invece l'utilizzo all'interno del piatto, all'interno del sisam, le cipolle vengono cotte per diverse ore, dicevamo una mattinata più o meno. Veniva aggiunto del sale, dello zucchero e dell'aceto bianco, e solo nella parte finale, verso l'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti, vengono aggiunte le sardine. Le sardine vengono prima scottate in una padella, tagliate a pezzi e dopo aggiunte. I Brighenti sono, se non gli unici, almeno tra i pochissimi che ancora propongono il sisam sul lago di Garda, e lo propongono tutto l'anno e tutti i giorni, con grande apprezzamento, e questo testimonia il fatto che quando si parla di autenticità, quindi di radici, di origine, il richiamo è immediato, il richiamo è anche il contagio da parte dei consumatori. In sostanza, da cibo di sussistenza a prelibatezza della tradizione. Si chiama cultura, si chiama una cultura che è stata elaborata e sviluppata da questa famiglia attraverso il racconto e l'approfondimento di una storia a 360 gradi, che continua tuttora attraverso i sapori che loro stessi mettono nei piatti. Da quando si ha notizia del sisam? La nostra ricetta è del 1200, quindi stiamo parlando epoca tardo medievale. Poi ogni paese del lago aveva la sua ricetta. Torbole era diverso, diciamo più dell'Alto Lago, ecco. Però ci sono origini molto più antiche, perché durante l'impero romano, quando i legionari facevano le campagne militari, sono stati trovati dei resti di cibo conservato che con la cipolla
e il pesce, diciamo il pesce essiccato, come il nostro sisam. Quindi è proprio un metodo di conservazione che dalla notte dei tempi viene usato dall'uomo per conservare il cibo. Prima ancora dei frigoriferi, dei freezer, dell'abbattitore, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire per te, Francesco, essere parte di questa voglia di recuperarla, questa tradizione e di mantenerla viva? Vuol dire avere un'identità, una tradizione, avere anche uno scopo, anche di conoscere prima, in primis noi, le nostre tradizioni, dei nostri avi, dei nostri nonni, bisnonni. È una ricchezza secondo me, è anche bello proporla e farla conoscere alla gente, perché a parte che purtroppo si trova pochissimo adesso, come ha detto mio padre prima, però se venite da noi sapete che fate un tuffo nel passato, nella storia, e noi ve la proponiamo, ve la raccontiamo, ve la spieghiamo, perché come ho detto insomma è una ricchezza e è quello il bello. Penso di ogni posto del mondo andare a scoprirlo e scoprire le sue tradizioni, la sua storia, certo, la sua identità, perché è bello essere diversi, diciamo. O autentici. Autentici,